Un cordiale saluto dallo stadio comunale di Petrosino da Matteo Licata per la quinta giornata del campionato di promozione siciliana Girone A che vedrà contrapposte Petrosino e Casteltermini. Iniziata la partita in questo momento tra le due formazioni verso Kawi York. York può crossare, lo fa, deviato, Amodeo, Gelfo. Rosella può andarsene in velocità, ancora Rosella, attenzione, cade a terra Rosella, c'è fallo e c'è cartellino rosso per Iemma. Espulso Iemma del Casteltermini. C'è movimento anche di York, attenzione. Rete con l'anca di Sandro Agate. Vantaggio quindi per il Petrosino, ha segnato Capitano Agate. Cenciarelli si affida a Giacalone, poi Sellitto, attenzione, 1-2 con Giacalone che riesce a metterci una pezza. Attenzione, si va da Tagliarino, York, il tiro, rete, primo gol in campionato per Kawi. York ha segnato lui. Rosella direttamente in porta, rete, si sblocca, Angelo. Rosella, 3-0. Intanto si alza in piedi anche Pier Nicola Impeduglia. Battuta e corner, attenzione, Licata, poi Quinci, vediamo, e gol al 18esimo del secondo tempo, 4-0, gol direttamente da calcio d'angolo di Angelo Rosella. Attenzione York, il tiro, e c'è il gol, quinto gol, ha segnato Vincenzo Quinci. Vediamo Rosella, attenzione, c'è colpo di testa, Licata a vuoto, poi c'è il gol di Siragusa, ha segnato anche Ninni Siragusa, 6-0. Nel frattempo vediamo che Casteltermini vorrebbe cercare di alleggerire il passivo. Ora con Bonaventura il tiro e poi c'è il gol. Finisce qui al comunale di Petrosino. Petrosino 6, Casteltermini 1. Abbiamo iniziato subito controvento, era una squadra che effettivamente ancora non ha fatto punti, però si era difesa bene e sicuramente veniva qua col piglio giusto di iniziare a fare qualche punto. Credo che noi eravamo messi bene in campo, non abbiamo rischiato nulla e quindi nella prima occasione praticamente già abbiamo fatto gol e diciamo che è stato tutto più facile anche per l'espulsione loro che sono rimasti in 10. Finisce in parità l'atteso derby dello Stefano Salmeri tra Pro Falcone e Gioiosa. Recrimina invece la squadra di Alizzi per le tante occasioni sciupate. Davanti ad una buona cornice di pubblico sono subito i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio dopo un minuto, quando una innocua punizione di Chiofalo trova la sfortunata deviazione di Biondo che manda alle spalle di Dagati, regalando il vantaggio ai giallorossi. Falconesi che tentano subito di chiudere i conti, ma prima il tiro di De Marco è ben respinto dal portiere e poi Carini reclama il calcio di rigore
per il contatto in aria con Adamo, sul quale il direttore di gara lascia giocare. Lo stesso Carini ci prova subito dopo su calcio piazzato con Ndagati che si rifugia in angolo. Insiste la squadra di Alizzi al 23esimo, Cangemi di testa non trova la porta sul cross di Mosca. Bersaglio che 3 minuti dopo centra invece il Gioiosa quando l'arbitro giudica falloso l'intervento in aria di Mosca su Calabrese e senza esitare indica il dischetto. Dagli 11 metri Tindaro Calabrese spiazza ben fatta ristabilendo la parità e firmando così il suo secondo centro in campionato. Il Pro Falcone non ci sta e nel finale di frazione prima Carini manda di poco alto da calcio piazzato, poi De Marco da pochi passi trova un super D'Agati a dirgli di no ed infine Russo e De Marco non riescono a deviare in rete la punizione di Di Stefano. Nella ripresa però, dopo un tentativo in apertura di Calabrese per gli ospiti controllato da Benfatta, il Pro Falcone si riporta in vantaggio al minuto 58 quando il direttore di gara concede questa volta ai giallorossi il penalty per l'intervento di D'Agati su Di Stefano. Sul dischetto si presenta il solito Mariano Russo che non sbaglia, mettendo a segno così il 2-1 per i suoi e che gli vale come secondo centro in campionato. Il Gioiosa però è vivo e dalla parte opposta c'è Raulo da pochi passi, manda sul fondo il pallone del possibile pareggio. Poi all'86esimo il Pro Falcone la potrebbe chiudere ma Cariolo alza troppo il pallonetto che si perde alto sulla traversa. Quindi nel finale il Gioiosa tenta il tutto per tutto e al 92esimo solo una super parata di Benfatta nega a Lupica la gioia del pari. L'estremo giallo-rosso però nulla può fare dal successivo corner quando Biondo di testa mette nell'angolo più lontano il pallone che vale di fatto il 2-2 e che gli permette di riscattare la sfortunata autorete del primo tempo. Diciamo sono un po' preoccupato, capisco che ci vogliono i gol nelle gambe e penso in questa squadra non sono molti giocatori che hanno il gol nelle gambe, quindi da questo punto di vista stiamo lavorando, dobbiamo arrivare alla sosta nel miglior modo possibile per poi poter eventualmente migliorare la situazione. Noi purtroppo siamo in un momento dove facciamo i salti mortali per mettere un 11 in campo come si deve, perché anche oggi avevamo 8 assenze, campo difficile, Falcone, mi prendo un punto che serve per darci soprattutto un po' di ossigeno, per farci capire che siamo ancora vivi, perché a Falcone non è facile raddrizzare la partita 2 volte. Diciamo che siamo stati bravi, siamo stati anche un pizzico fortunati, però quello che mi interessava vedere era la voglia dei ragazzi, che so che posso contare su di loro ora a prescindere da tutto. Speriamo di recuperare qualche pedina fondamentale, perché è veramente dura così. Finisce 1-1 il derby dei Nebrodi tra San Fratello e Mistretta per la quinta giornata del girone B di promozione. La prima occasione per il San Fratello al quinto minuto con capitan Delfio Calabrese che anticipa Ba in uscita, ma la sua zampata è fuori misura. Al settimo buon lavoro di Vergara che si libera al tiro ma calcia debolmente. Al 16esimo San Fratello vicinissimo al gol con Praticò che dal vertice sinistro disegna una perfetta parabola indirizzata all'incrocio su cui Ba risponde in grande stile. Al 28esimo anche il Mistretta si affaccia in area avversaria, Rossano raccoglie al volo una corta respinta della difesa ma la sua conclusione violenta non inquadra lo specchio della porta. Finale di tempo tutto di marca sanfratellana. Al 36esimo Vergara da distanza ravvicinata trova sulla sua strada l'ottimo Ba, poi al 46esimo ancora il numero 20 nero-verde gira di testa troppo debolmente. Nella ripresa il Mistretta ha un impatto migliore al match e già al primo di Giandomenico da fuori tenta il colpo grosso che invece arriva un minuto più tardi. Su corner battuto da sinistra da Pruiti, Rossano anticipa tutti e di testa la mette sul palo più lontano.
Subito dopo il vantaggio i biancoazzurri, ancora pericolosissimi all'8° con Pruiti che semina il panico sul lato sinistro dell'area. Il suo cross in mezzo è per Rossano, la cui girata viene in qualche modo murata dalla difesa. Per il Sanfratello, Bongiovanni getta nella mischia di Mise al 19° minuto ed è proprio il neoentrato che al 22° si fionda su una palla vagante in area. Il tiro a botta sicura è deviato da Parisi, poi la palla in qualche modo termina in rete, ma l'arbitro aveva già fermato tutto e ordinato il calcio di rigore per un tocco di braccio del difensore. Dal dischetto va Calabrese che battezza l'angolino alla destra del portiere per il gol del pari. Negli ultimi 20 minuti il Sanfratello prova a spingere pur senza essere mai veramente pericoloso e concedendo al Mistretta qualche chance in ripartenza. Al 27° Di Giandomenico, appostato al secondo palo, non trova la porta da distanza ravvicinata, complice anche una deviazione. Poi al 29° Pruiti per poco non approfitta della leggerezza in disimpegno di Ugrotte Facundo. Al 38° Giacomo Bontempo direttamente dalla bandierina spaventa il Mistretta, ma è provvidenziale la spazzata di Filetto. Poi l'ultimo sussulto al 40° con la rovesciata di Calabrese su sponda di Fiore che si spegne alta. Il derby dei Nebrodi finisce così con un gol per parte, terzo pareggio su altrettante gare casalinghe per il Sanfratello, il primo in stagione per il Mistretta. Benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra Geraci, quinta giornata del girone B di promozione siciliana, con la punizione già battuta da Agnassi, portato da Mirto stesso, dalla Leonfortese. L'anno scorso il salto in eccellenza, Serio calcia! Pallone sopra la traversa, prima grande chance. Mirko De Miere, il portierone del Geraci, arrivato dalla Mazzarese. L'avanzata di Serio a superare Palazzo, ancora Serio, giocata contro palo d'amico, Serio, limite dell'area, c'è il cross in mezzo, tocco con il braccio, calcio di rigore, fallo di D'Angelo, calcio di rigore per il Geraci. Velardi, freddissimo, 1-0 Geraci, squadra di Mirto si porta avanti. Buonanno tra le linee Albeggiano, pallone lasciato dietro, Vitrano prova a piazzarla, esce di poco. Pecoraro subito attaccato, lancio a cercare Marrone, c'è Paolo D'Amico contro Velardi, stava per scivolare Marrone nel recupero del Geraci, Velardi può andare lui, si accentra, Velardi calcia, Ferrara rimane lì. Marrone a puntare Cucciace, Velardi, occhio a Serio, larga a sinistra, pallone girato per Gioacchino Serio, il tiro di Serio, trova Ferrara più verso la sua sinistra e segna il gol del 2-0 per il Geraci. Cuccia per Vitrano, solito cross, Gnassi, buco, poi Albeggiano, il gol stavolta sì che c'è da parte di Salvo Albeggiano, 1-2, accorcia l'Aspra. D'Angelo sbaglia il passaggio, c'è Serio, Geraci sempre in contropiede, Serio, imbucata, D'Agostino, davanti la porta, non sbaglia D'Agostino, 3-1, definitivo del Geraci, è chiuso il big match, ufficiale, 3-1 Geraci sull'Aspra e ci prende così la squadra di Mirto il primo posto del girone B di promozione. Diciamo che fondamentalmente proprio dobbiamo analizzare, abbiamo subito dei tiri in porta, un tiro in porta 2 gol. Quindi poi abbiamo cercato di capire un po' quello che non funzionava. Nel secondo tempo penso che siamo riusciti a venire fuori,
abbiamo sbloccato il risultato, diciamo, avvicinandoci ai 2 gol loro, però poi abbiamo preso il terzo gol. Purtroppo analizzare non fa parte del mio lavoro. Mi limito soltanto a dire che purtroppo veniamo da un momento negativo e dobbiamo essere bravi un po' a ricaricare le pile, a metterci con la testa bassa e cominciare un po' a pedalare. Però siamo riusciti a mettere delle belle palle dagli esterni dentro l'area, ci siamo avvicinati molto a pareggiare la partita, però poi il calcio è fatto di episodi, quando poi tu cerchi di riprendere il risultato, ti sbilanci e magari con un contropiede loro vanno a fare il 3-1, quindi è inutile, diciamo, polemizzare su quello che va e quello che non va. È un momento come capita nelle migliori squadre del mondo e dobbiamo essere bravi un po' a riprenderci, perché il campionato comunque è lungo, siamo semplicemente alla 4ª giornata, o 5ª se non sbaglio, e quindi c'è tempo per poter recuperare. No, con serio, siamo amici, quindi dentro il campo ci pizzichiavamo, ma in maniera scherzosa, figurati. L'abbiamo interpretata nella maniera più giusta, abbiamo giocato bene il primo tempo, con palla a terra, siamo riusciti a metterla dentro 2 volte, meritatamente. E il secondo tempo non siamo entrati bene in campo, loro ci hanno, come è naturale che sia, un po' attaccato, abbiamo sofferto un po' queste palle alte dentro l'aria, prendendo anche gol su uno sbaglione nostro, però siamo stati anche bravi a andare a cercare il terzo gol in contropiede, l'abbiamo cercato e lo potevamo fare più volte fino a che ci siamo riusciti. Da quel momento la partita era un po' chiusa, direi che soffrendo, ma ce la siamo meritata. C'è da risolvere ben poco, le partite sono una volta, li stiamo giocando per bene, li stiamo vincendo in questo momento, speriamo che duri più a lungo possibile, però ripeto, la mia squadra sta andando bene, sono contento dei miei ragazzi, danno tanto in campo, meritano tutto questo al momento. Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, meravigliosa. Un passaggio di Desisti e Anastasi ha raddoppiato. Fantastico il tiro al volo di Anastasi, 32esimo del primo tempo. Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi. La soddisfazione però è palliativa in questo momento, che siamo a 4 giornate, non ha senso di
guardare la classifica. Sono contento della prestazione dei ragazzi perché comunque non è semplice giocare in questo modo, perché ora diciamo, questo campo tutte le squadre che vengono qua daranno battaglia. Diciamo che noi abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissimo livello e poi ci sta anche un calo perché comunque il campo, veniamo anche da una partita domenica dove c'era un campo pesante, un po' di gente acciaccata, piano piano. Sì, devo dire che grazie alla società, al lavoro dei direttori, diciamo, la rosa è molto competitiva, diciamo, ho l'imbarazzo della scelta. Primo appuntamento della stagione teatrale il 4, 5 e 6 novembre con la commedia Me figlia Mannichiliu di Franco Licciardello. L'Ambiente Stadium, quarta giornata del campionato di promozione siciliana, un Atletico Messina in crisi nera di risultati, ospita il Valle del Mela. Fischio d'inizio del signor Armenia e immediato vantaggio del Valle del Mela con il lancio profondo che trova il buco di Bonsignore, si avventa sulla sfera Sciliberto che punta un confuso Galletta, serve dentro per Sturniolo, il quale batte Previdi 0-1 all'Ambiente Stadium, ma c'è l'immediata risposta atletista con l'ottima azione orchestrata Bonanno, la sponda della corte, libero l'imbucata per Princi, 1-1, il gol di Pasquale Princi che dopo 5 minuti farà anche bis Arachiri. Infatti in area del Valle del Mela sul cross da destra di Gulletta, maldestro tocco con il braccio da parte di Scattareggia, non può che indicare il dischetto il direttore di gara Armenia alla battuta. Lo stesso Pasquale Princi spiazza D'Amico realizzando la propria doppietta personale, portando in vantaggio i biancazzurri che al giro di boa della prima frazione di gioco troveranno anche l'imperioso gol di Franco Lacorte. Arpiona un pallone vagante sulla tre quarti e sfruttandone il rimbalzo scaraventa la sfera alle spalle di D'Amico con una gran bordata, 3-1 all'Ambiente Stadium. Partita tutt'altro che chiusa quando Lembo a terra con uno scellerato intervento Trimboli costretto a decretare il secondo rigore di giornata. Il signor Armenia al 28esimo dunque freddissimo alla trasformazione Bertino, accorcia le distanze per la formazione di mister Giannicola Giunta. 34esimo arriva il pari e il Valle del Mela con Trimboli, stoppa, si gira e calcia, fredda Previdi, 3-3 all'Ambiente Stadium. Resta comunque qualche responsabilità per la difesa atletista. Folle gara all'Ambiente Stadium, il Valle del Mela la ribalta con Trimboli che scappa via Bonsignore, serve in profondità Sciliberto, in area c'è Sturniolo, la deviazione di Bonanno inganna Previdi per il 3-4 del Valle del Mela e siamo solo al 35esimo. Segue il duplice fischio del direttore di gara Armenia. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul folle parziale 3-4. Inizia la ripresa come si era chiusa la prima frazione, ancora con una rete perfetta, assistenza di campo dalla sinistra per la testa di Lacorte che sigla anch'esso la sua doppietta personale, la terza di questa sfida. 2 minuti più tardi la fragilità mentale e difensiva dell'Atletico Messina si palesa ancora una volta con Sciliberto che cambia il fronte, trova tutto solo Scattareggia al limite, non ne sente la responsabilità Previdi, è l'ora di gioco, doppio cambio per mister Furneri che getta
parte la mischia Calapai, Riccardo Libro per Bonanno e Marco Libro al 67esimo. Proprio Riccardo Libro serve Franco Lacorte, tripletta per lui e 5-5 all'Ambiente Stadium. Al 69esimo si fa del male da solo Atletico Messina su azione insistita, prima Princi, poi Riccardo Libro, ancora Princi che tenta un improbabile Rabona non trovando la rete del 6-5. Massimo sforzo offensivo profuso dall'Atletico Messina con Campo che serve dentro la corte nel tentativo di anticiparlo. Arizzi stava per gonfiare la propria rete, ancora cambia l'80esimo dentro Capilli per Gulletta con Gazzetta che prenderà l'auto di destra, scampo di gara anche per Cucinotte, il luogo di Princi. A 5 dal termine si materializza la più spietata delle leggi del calcio, gol sbagliato, gol subito con la pennellata da Piazzato di Sciliberto che pesca la testa del neoentrato Arizzi per il clamoroso 5-6 del Valle del Mela. Atletico Messina annichilito, triplice fischio del direttore di gara Armenia. Prosegue il periodo nero per la compagine di Mister Furnari con 17 reti subite nelle ultime 3 uscite. A nulla sono servite le 5 realizzate quest'oggi. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affini, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 784 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 978. Visita il sito con le nostre proposte giada-immobiliare@virgilio.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siamo riusciti a sbloccare la partita nel primo tempo, cercavamo di chiuderla nel primo tempo perché abbiamo avuto un sacco di occasioni, però l'importante è il risultato finale e va bene così. Cercheremo di stare concentrati in questi 15 giorni perché ogni partita è importante per noi e noi puntiamo partita per partita a fare sempre meglio. Credo che comunque sia, al di là da un tiro di fuori aria nel primo tempo, hanno colpito la traversa, abbiamo concesso ben poco. Oggi la coppia di centrali difensivi e anche i terzini hanno giocato un'ottima partita. Devo dire che comunque sono molto contento della rosa che ho a disposizione, perché i ragazzi, se ne interpretano nel modo giusto, con i cambi si può vincere ancora di più la partita, nel senso che riesce a cambiare. Fermo restando che secondo me Ventra ha fatto un ottimo primo tempo. Poi nel secondo tempo l'ho visto un po' più spento, siccome Agliera sta andando molto bene, anche mercoledì è entrato bene in partita, ho ritenuto opportuno che entrasse e ha fatto la differenza con l'ingresso in campo. Ma noi la classifica non la guardiamo, onestamente primo posto, secondo posto, non è questo il nostro modus operandi di quest'anno, noi dobbiamo ragionare partita dopo partita. Sono contento di chiudere oggi con una vittoria perché poi sarebbe stato un po' pesante, diciamo, la settimana di sosta e sicuramente ci aspetta un impegno molto prombante, soprattutto dopo l'anno scorso che abbiamo preso 4 pappine all'andata, 4 pappine al ritorno, diciamo è una squadra che soffriamo, perciò dobbiamo prepararci bene. La classifica non la guardiamo, fa piacere per carità, perché è giusto che noi addetti ai lavori siamo anche gratificati da questo, ma non sono discorsi in questo momento che ci appartengono, fermo restando che la squadra deve crederci fortemente perché noi abbiamo le nostre qualità e le dobbiamo mettere in mostra.
In una gara sostanzialmente corretta ma con 4 espulsi, 3 per la Promende e 1 per l'Asci Sant'Antonio, sono alla fine i catanesi a passare allo Scirea di Santa Lucia del Mela infliggendo ai giallorossi la seconda sconfitta casalinga in campionato. La gara vede subito gli ospiti pericolosi con Lopresti che di testa non trova lo specchio della porta. Bersaglio che l'attaccante biancoazzurro centra però al minuto 30 quando con un preciso destro mette nell'angolo più lontano il pallone dell'1-0 e che gli vale come terzo sigillo in campionato. Lo stesso centravanti catanese potrebbe raddoppiare subito dopo, ma il suo pallonetto si stampa sulla traversa. Al 41esimo, prima espulsione del match con la Promende che rimane in 10 uomini per il rosso che l'arbitro mostra a rotella per proteste. Nonostante l'inferiorità numerica, nella ripresa i giallorossi acciuffano comunque il pareggio con Aloe che da limite trova l'angolo alla sinistra del portiere per il gol dell'1-1, mentre per Aloe si tratta della prima rete in campionato. Ma la gara della Promende si complica da qui in avanti. Vengono espulsi infatti in ordine il neoentrato Arena e l'attaccante ospite Lopresti per scorrettezze e poi il portiere lucese La Rosa con i locali ridotti in 8 uomini e i catanesi in 10. A questo punto l'Asci Sant'Antonio tenta subito di approfittarne. Dopo la conclusione di Moschella terminata di un soffio al lato, gli ospiti passano in vantaggio al minuto 70 quando Gallo da fuori batte il neoentrato Bucca facendo così Promende 1, Asci Sant'Antonio 2 e per il capitano biancoazzurro si tratta della seconda rete in campionato. Spinge la squadra catanese che la potrebbe chiudere del tutto, ma prima Bucca si oppone a Maraffino con San Filippo che sulla ribattuta spara sul fondo, poi Maraffino dal limite calcia di poco alto sulla traversa ed infine ancora Maraffino dal fondo mette in mezzo trovando il decisivo intervento della difesa giallorossa. Nel finale poi forcing disperato della Promende alla ricerca del pareggio, ma anche la gran botta da fuori di Rasà non sortisce l'effetto sperato. Con questo successo, il primo fuori casa, il secondo consecutivo, l'Asci Sant'Antonio scavalca la Promende e si porta al quinto posto con 9 punti, mentre i giallorossi rimangono fermi a 7 e scivolano in sesta posizione. Fammi capire, ti sei arrabbiato nell'intervallo perché i tuoi non hanno fatto gol, perché tu hai avuto un primo tempo pazzesco, o ti sei arrabbiato per come poi è diventata la partita in inferiore numerica? Ma guarda, Monti, sul primo tempo sono entrato e ragazzi ho chiesto solo un po' di tranquillità, perché se sbagli quelle 3 occasioni limpide davanti al portiere, perché magari eravamo un po' frenetici, un po'... Ma era il fatto di aver perso domenica col Vittoria? Ti lascia sempre quando parti bene magari inizi a pensare qualcosa di diverso nel tuo cammino e poi incontri una squadra forte, ti lascia qualche strascico negativo e penso che qualcosa l'abbia lasciata, quindi siamo stati un po' frenetici, però ti ripeto, quando arrivi così limpidamente davanti al portiere e non fai gol
poi ci può stare tutto. Maledetto calcio! Siamo riusciti a portarci avanti lo stesso, poi sai, rimanendo in 10, vuoi o non vuoi, ti abbassi, eravamo stanchi perché venivamo da comunque sia da una settimana che avevamo Tu avevi giocato. fatto anche la Coppa Italia. Abbiamo giocato mercoledì, quindi iniziato a... Si sente comunque, nei ragazzi si stanchezza, sente, non deve nascondersi. Quindi ci siamo abbassati un po', ma ci può anche stare. Devo dire che anche in 10 non abbiamo sofferto più di tanto, palle gol limpide in Megaria non ne ha avute. Fino all'ultimo, fino agli ultimi minuti la dovevamo acciuffare, anche perché il pareggio, ti devo dire la verità, la mia personalmente mi sta molto stretto, perché abbiamo fatto un secondo tempo in 11 contro 10 e dovevamo dare di più. Loro però nel primo tempo a parità di numeri, 2 legni, un gol mancato. Sì, sì, la Vola è stata molto più incisiva, andava dentro. Abbiamo sofferto molto, dovevano secondo me passare in vantaggio loro, siamo stati fortunati, però Senti, anche questo. È stata talmente veloce la situazione del gol che l'abbiamo vista con la coda dell'occhio. Chi non si è messo davanti al pallone? Non c'è un chi, la colpa è di tutta la squadra. Cioè nessuno si è messo davanti al pallone. Siamo stati purtroppo troppo ingenui, che queste cose si pagano, l'ingenuità si paga, è inutile. Sì, diciamo che è una bella partita, siamo stati bravi a trovare subito l'1-0, quindi è venuto tutto in discesa, però non dimentichiamo che dall'altra parte c'era il Pro Ragusa che non è male, è una buona squadra, allenata da so che da un ex giocatore del Siracusa. Di sicuro dobbiamo continuare soprattutto per i risultati, ma dobbiamo migliorare ancora sul lato di non possesso palla. Fase difensiva dobbiamo migliorare tantissimo. Vero che è stato bravo Leo, vero che è stato bravo Adriano, Diddio, Costa, però il reparto difensivo tutto, e anche i centrocampisti devono fare la diagonale, quindi c'è da lavorare parecchio, non bisogna regalare niente agli avversari. Fuori casa se gli regali queste cose hai perso già la partita in partenza. Abbiamo fatto una gran partita, tutti combatti, tutti uniti, il mister appunto l'ha preparata sotto tutti gli aspetti, è andata bene. Il gol è arrivato perché la stanchezza si è fatta sentire ed è arrivato il gol loro. Ci voleva una prestazione del genere, una bella prestazione, eravamo già concentrati nello spogliatoio quando siamo arrivati, eravamo tutti pronti a affrontare la gara e l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, tutto come ci ha detto il mister, dovevamo attaccare alti, andarli a prendere, abbiamo fatto questo.
Anastasi, rete splendida, rete di Anastasi, meravigliosa. Un passaggio di De Sisti e Anastasi ha raddoppiato. Fantastico il tiro al volo di Anastasi, 32esimo del primo tempo. Italia 2, Jugoslavia 0, ha raddoppiato Anastasi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affini,
supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 784 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 978. Visita il sito con le nostre proposte giada-immobiliare@virgilio.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.